Ciao caro Giuseppe Gagliano, Regione Liguria, sezione di Genova, gruppo di Lavagna. È uno dei tanti alpini e ciò gli fa onore che ha risposto alla chiamata, che era in congedo ed è andato a dare una mano. Adesso, caro Giuseppe, ti farò alcune domande per la tua esperienza nel terremoto del Friuli nel 76 e facciamo una bella chiacchierata. Ti ricordi per caso, Giuseppe, quel 6 maggio del 76? Ti ricordi? Hai sentito la scossa o hai appreso dove hai saputo di questa tragedia avvenuta? Ho appreso la tragedia avvenuta tramite le fonti di informazione, radio, televisione e stampa. Tu cosa facevi in quel momento? Eri qua in Ero a Liguria? casa normale come tutte le sere. Ah, bene, bene. Avevi già una famiglia? Avevo già una famiglia con una figlia di 3 anni. Complimenti, complimenti. E poi quando hai deciso di dare una mano e chiedere tramite la tua sezione di andare in Friuli al cantiere 8 di Osoppo, sei Sì, andato, sì, dove c'erano gli alpini gli genovesi alpini genovesi e, e altre e sessioni. altre sezioni. La famiglia, tua moglie, cosa ha detto? Come l'hanno presa questa Presa bene tua... perché si andava a fare un'opera meritoria. Brava, brava anche la signora, anche se purtroppo è mancata, sei vedovo oggi, fa onore anche alla memoria della tua cara signora. In che cantiere era quello dei genovesi? Era L'otto dell'otto di Ausoppo. a Osoppo con a capo l'ingegner Lesse, Ah, che poi divenne presidente sessionale. L'ingegner S, famoso, è un past president adesso mancato, che dirigeva il cantiere dei genovesi e anche per altre sezioni limitrofe. Nel cantiere che mansioni svolgevi Le nei mansioni soccorsi? erano molteplici, dipendeva dal momento. Se bisognava scaricare dei materiali facevamo quello, se c'era da fare dell'altro dipendeva un po' di giorno in giorno cambiavamo attività. Bene, bravo. Ti fa veramente onore questo grande gesto di solidarietà e onora anche il corpo degli alpini. Infatti la protezione civile come oggi È nata proprio all'epoca del terremoto nel 76. E senti, caro Giuseppe, ma con te sei partito da solo? No, C'erano siamo da... partiti insieme all'amico Migliorini Benito con la mia macchina, Ah, siamo arrivati su a cantiere di Osopo alla sera. anche lui iscritto al alpino del gruppo di Di Lavagna, Lavagna, sì. sezione di Genova. Bravi, bravi. E in quei giorni, quella devastazione che hai visto, che ricordi hai di È quella un zona? ricordo, diciamo, di molta, come si può dire, tristezza perché vedere dei paesi distrutti e anche la caserma di Gemona era crollata, difatti sono rimasti vittime anche tanti militari di leva. Sì, sì, tanti alpini, sì. E comunque ti ha colpito, Mi ecco, ha la colpito, sciagura. mi ha lasciato un ricordo indelebile che è come se fosse ieri. Ah, certo. Infatti, chissà quali sentimenti provavi mentre davi il tuo aiuto. Sicuramente sono ricordi che, che ti accompagnano Tutta la per vita. tutta la vita. E, comunque, sicuramente, vedendo quella popolazione, questa gente che tutti avevano perso dei cari, le loro case, i beni, però
Mi dicevi il tuo parere, questa gente? Era molto, aveva una dignità non comune, nel senso che non piangeva, non si lamentava, anzi dava una mano anche a noi, e visto, ripeto, gente dignitosa. Ah, e quindi ti ha colpito e aiutavano anche loro in primis Certo, per certo. tutti i lavori e quant'altro. E ti è capitato anche Giuseppe di conoscere qualche persona del posto, mantenere dei rapporti, vi siete per Ho caso conosciuto poi? una famiglia di Osopo, però poi non abbiamo tenuto i contatti. Mi ricordo che poi, alcuni anni dopo, in occasione di una giornata, non so se era a Trento, ero andato a trovare questa famiglia qua Ah, e l'ho Osoppo. ritrovata. Ma voi quando lavoravate vi portavano anche del mangiare? Sì, certo, ecco una cosa che mi sono meravigliato, che mentre che lavoravamo ogni tanto, queste persone qua ci portavano dei cesti ricolmi di mangiare, ecco. Però gente generosa, Genero, brava, grata del grata, vostro grata. aiuto. E in questa adunata sei riuscito, hai detto, a rivedere queste persone di Osoppo Sono quando... andato sopra apposta, mi ricordo, non so se eravamo alla donata di Udine, e al ritorno ho voluto vedere un po' Osopo di nuovo dopo circa 10 anni. Ah. E hai incontrato, sei riuscito a trovare queste persone? Sono riuscito a trovare, purtroppo il capofamiglia era deceduto ormai. Ah, col tempo, eccetera. E, comunque è un'esperienza. Un'esperienza che rifarei volentieri, non tanto per il terremoto, che mi auguro che non venga più un disastro del genere, però per tutto l'ambiente, la solidarietà con tutti i commilitoni presenti e con la gente del posto. Comunque, e tu trasportavi materiale, facevi di tutto, no? Facevo di tutto, essendo anche un po' del mestiere, mi è capitato anche di tracciare una scala in cemento, Ah, quindi davo direttive a quelli che erano con me. sì, 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 sì. Quindi, ma comunque tetti, rifacimenti, lavoravate nella ricostruzione ormai, Una no? ricostruzione ormai, perché il Che- terremoto è stato a maggio, io ero lì a luglio. sì. Per quanto tempo ti sei fermato? Mi Sei sembra stato due al campo? settimane. Bene, 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 bene. Con moglie e figlia e il lavoro che eri geometra, mi hai Geometra detto professionista privato. privato. Poi l'anno dopo sono entrato nel comune di Lavagna, Ah, e fino alla fino pensione? alla pensione. Quindi una bella esperienza anche nel campo, eh, eccetera. Eh, questa esperienza di cui stiamo parlando, che veramente è eccezionale, quanto ha influenzato la tua vita dopo Ma questa influenza cosa e soprattutto anche il modo di affrontare la vita, con alle affrontare la spalle? vita, che bisogna sempre stare, di non dare nulla per scontato, nel senso che una disgrazia del genere può capitare da un momento all'altro. Sì, perché la realtà è È fragile. fragile, sì. Qualunque evento, da un attimo all'altro, si può perdere dei cari, i propri beni, la casa, e tu hai toccato con mano. Ho E toccato con mano sei la realtà di quel periodo lì. e sei un prezioso testimone. L'amico che era con te è un po' più anziano, comunque tutte e due dello stesso gruppo, e eravate insieme, Eravamo insieme. avete lavorato da vicino
assieme, proprio avete condiviso le condizioni, dormivate, com'era il cantiere, Il com'era la cantiere a vostra... struttura, c'era una tendopoli, una grossa tenda che fungeva da dormitorio montata dall'aeronautica militare. Poi c'era la cucina da campo che preparava i pasti giornalieri. Ah, quindi per dire, alla mattina via, tutto il giorno, senza posa, Senza Cioè, posa. senza posa. Veramente ciò vi fa onore. E se pensiamo che oggi, senza togliere merito a nessuno, esistono tante protezioni civili di tante entità, per carità, finanza, carabinieri, vigili del fuoco, dappertutto, ma in effetti il terremoto del Friuli e l'intervento degli alpini rappresentano quello che è la protezione civile oggi, cosa intendiamo noi come protezione civile. E tu, Giuseppe, ritieni che in un'eventualità simile, anche oggi, se dovesse verificarsi, ci potrebbe essere una mobilitazione volontaria, come è stata quella che misero in campo egregiamente gli alpini 50 anni fa, secondo te? Penso che una cosa del genere sia molto difficile adesso perché le forze, diciamo, attive dell'ANA sono invecchiate, quindi di gente valida ne siamo. Ora Fisicamente, ecco. fisicamente, con lo spirito saremo pronti a partire subito, però bisogna fare i conti con la realtà. Sì. E quindi adesso come adesso ci potrebbe essere una mobilitazione, ma molto molto più, come si può dire, molto limitata, ecco, perché appunto il materiale umano dell'ANA sta svecchiando. Certo, però la spinta e lo spirito Lo degli alpini spirito è c'è sempre sempre, quello. sì. Auguriamoci che in futuro l'ANA, con qualche forma di servizio sociale per lo Stato di cui si sta parlando, possa ricominciare a avere un afflusso di linfa vitale di nuovi giovani per mantenere sempre la nostra associazione. E il nostro Giuseppe aveva svolto con onore da capo, da graduato, istruttore caporal maggiore presso la CAM taurinense di Savigliano. E noi ti ringraziamo, sono le persone come te capaci di questo gesto che veramente onorano la comunità, lo Stato e il corpo degli alpini. Quindi ti voglio salutare militarmente. Adesso onori a Giuseppe, grazie, grazie di cuore. Grazie, grazie. Ciao.